Mister è un ottimo nuorese, un pareggio contro la prima della classe, insomma, però la partita l'avete fatta voi, insomma, alla fine. Non so definire la partita, un primo tempo brutto, loro arroccati dietro, bene, ripartivano bene, noi non abbiamo mai. Secondo tempo, e poi io non parlo mai degli arbitri perché però non è possibile, due stessi falli all'ultimo minuto, a loro neanche la seconda ammonizione, a noi il doppio giallo al capitano, sembrava quasi, non so, io penso che una cosa che mi sta venendo all'occhio, che la Nuorese non è tanto simpatica. Non è tanto simpatica, penso proprio a qualcuno, forse non so se è lontano, però non è perché quando veniamo qui troviamo sempre arbitri che fanno qualcosa contro di noi, non so, eppure vengono trattati bene, nessuno gli dice mai niente, forse mi viene un dubbio, ho giocato a certi campi, forse siamo troppo buoni. È un dubbio classico perché non è possibile un'espulsione alla nostra su Bianchi, lo stesso giocatore loro, Battisti ha fatto lo stesso fallo, anche più grave, e neanche l'ha ammonito, non è una cosa... non esiste, l'arbitro può sbagliare su un calcio di rigore, ci può stare, ma non vede lo stesso fallo e giudicarlo in due maniere diverse, è una cosa ignobile, è una cosa troppo brutta e questa è la prima osservazione che faccio e non lo faccio più per gli arbitri. La seconda, parlando tecnicamente e tatticamente, abbiamo sbagliato il primo tempo perché loro ci hanno aspettato a ripartire e noi non abbiamo proprio interpretato bene la partita, però al secondo tempo abbiamo giocato solo nella metà campo. Sì, una partita difficile, una bella partita, oggi prima di tutto vinta fuori dal campo, un risultato positivo sul campo, sicché doppia vittoria per noi, andiamo avanti sperando di trovare la strada giusta sotto tutti i profili. Torniamo sulla questione stadio, oggi insomma, gli spettatori sono riusciti a entrare, insomma, una corsa contro il tempo. Sì, questa è stata già una grande vittoria, pur comprendendo tutti i problemi che ci circondano e che continuiamo ad avere con questo stadio, però l'importante secondo me è non abbandonare questo progetto, andare avanti e oggi avere il pubblico dentro per noi è già tanto.